Eder. Mech. Pallister. Il 30 dicembre è stata sentita Michele Gabriella in quanto la stessa ha inteso segnalare il contenuto di una telefonata avvenuta tra lei e tale Laura Grassi. Nel corso della detta telefonata le due donne hanno posto la loro attenzione sul fatto che, a dire delle stesse, Sebastiano Visintin negasse di essere a conoscenza della circostanza che la moglie Liliana si recasse da un amico, a lui sconosciuto, per stirare le camicie. La Michele ha affermato che l'amica Laura le aveva comunicato che tempo addietro aveva assistito ad un piccolo diverbio fra Sebastiano e Liliana, nel corso del quale quest'ultima diceva al marito di non trovare nulla di strano nell'andare a stirare le camicie ad un suo vecchio amico, aggiungendo che era un amico dei tempi delle corse, senza nominarne il nome. Il Visintin in quel frangente era rimasto molto contrariato. Michele Gabriella ha aggiunto che tramite l'ausilio dell'amico della Carnia si era fatta mettere in contatto telefonico con Adriana, persona che era stata ospite alla cena avvenuta la sera del 13 dicembre 2021 alla quale aveva partecipato la coppia Resinovic-Visintin. Alla donna aveva chiesto se ricordasse la borsa ed il giubbotto che portava Liliana quella sera, ma questa non era stata in grado di specificarlo, in quanto si dichiarava persona con poca memoria. La Michele aveva insistito sul particolare comunicando all'interlocutrice che questa cosa le appariva importante e le aveva chiesto se per caso poteva saperlo Michaela, ossia la padrona di casa, che aveva organizzato la cena. Adriana le aveva riferito che quest'ultima al momento si trovava in Romania e che avrebbe provveduto a contattarla tramite WhatsApp. Poco dopo Adriana l'aveva richiamata telefonicamente e le aveva comunicato che era riuscita a parlare con Michaela. Quest'ultima le aveva comunicato di non ricordare il colore della borsa, ma un particolare. Quando i coniugi Visintin-Resinovic si erano congedati al termine della cena, Sebastiano, nel corridoio di casa, aveva inserito nella borsa della moglie un coltello e quindi Michaela aveva presunto che la borsa potesse essere rettangolare. In merito a questo particolare la Michele ha dichiarato di averne parlato col Visintin avendogli fatto rilevare di aver saputo che alla cena del 13 dicembre lui aveva messo un coltello nella borsa di Liliana e gli aveva chiesto dove fosse finito quel coltello. L'uomo, come di consueto, non le aveva risposto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.